Buongiorno a tutti, siamo in compagnia del solito Bembe. Ciao a tutti. Stiamo andando a fare qualcosa di epico, ragazzi, qualcosa di memorabile, qualcosa che diventerà virale forse anche nei giorni, nei mesi o negli anni. Partiremo dal meridiano zero. E vuoi aggiungere qualcosa te per fargli capire dove sarà la partenza? Ma ragazzi, diciamo solo che noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Bembe ha detto tutto, ci vediamo dopo. Grinta! A manetta, dai che andiamo! Allora noi siamo arrivati in un punto preciso dei Colli Euganei. Guardate un po' cosa c'è scritto. Sembra che proprio da qua, da Vo Euganeo, Li riconoscete? ci sono due anziani che sono affetti da coronavirus. Siete preoccupati? Ma no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Sono diventati famosi in tutta Italia. È proprio da qui che partirà la mia impresa. Dove siamo? E allora siamo a Vo e volevo farvi vedere che oggi per l'impresa che tenterò, perché ragazzi siamo qui, leggete lì VO, uno dei comuni più corti d'Italia, VO, e userò questo completino speciale. Forse gli amanti del ciclismo avranno già capito di che cosa si tratta. Inquadriamo un po'. Ragazzi, ha ancora l'etichetta, faccio vedere, ha ancora l'etichetta. Mi servirà una spinta speciale perché sarà dura oggi, sarà molto dura, sarà molto dura. Completino Mercatone 1 1998. Questo vuol dire, uno, per quello che ha fatto Marco, che è qualcosa di atleticamente pazzesco, ma anche secondo perché prima che ci fossero aziende estere avevamo noi in Italia un marchio che dava dei prodotti. Mercatone 1. E adesso cambiamoci. Olè! Completino originale Santini Mercatone 1 1998, un tributo a Marco Pantani. Mi servirà qualcosa di speciale oggi perché devo arrivare una meta. Guardate fino alla fine del video, mi raccomando, e vi faccio vedere anche il mezzo con cui arriverò in cima, il top del top, il non plus ultra. Guardate che aerodinamica. Voglio ringraziare innanzitutto Riccardo Agostini, che non è presente quest'oggi, però mi ha prestato, grazie il suo vicino di casa, questo mezzo che mi accompagnerà dalla partenza all'arrivo. Grazie Ricky, ciao Beo. Ragazzi, siamo in partenza. Alessio, il titolare della nuova locanda al sole, ci ha sponsorizzato con questa bottiglia di vino. Hashtag noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Mezzo meccanico qui super aerodinamico, ruota a profilo alto, una chicca in partenza. Dai che andiamo, siamo prontissimi, lei è pronta e a manetta carichi. Ultimi accorgimenti tecnico-tattici e tra poco si parte. Ok, ultimo accessorio e siamo pronti. Casco in testa ben allacciato. E prudenza sempre! Siamo prontissimi. Vo Euganeo. Alessio, nuova locanda al sole, ci ha dato il suo saluto con l'hashtag noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Prontissimi. Al semaforo rosso scatenate l'inferno. Prima dentro. Cassa martello! E andiamo! E poi andiamo! Ragazzi, sono appena partito da Vo, dalla nuova locanda al sole, famosissima per l'hashtag noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Mezzo iper aerodinamico e a manetta. Devo avere la fortuna anche di trovare un negozio di biciclette se mi fa il favore di gonfiarmi la ruota dietro, perché me la stavo gonfiando io, però purtroppo non si gonfia un po' la ruota. Sì, non è proprio a terra, però
per i miei gusti è un po' lasca. Dai, ci arriviamo in cima, ci arriviamo. Maglietta di Marco Pantani, Mercatone 1 1998 bianchi. È la prima volta che me la metto e speriamo che sia di buon auspicio. Inizia Zovon, si inizia ragazzi, quella lì in fondo è la salita, coraggio, tanta pazienza, molto fiato, però un po' di allenamento l'ho fatto e sono carico. Dai che andiamo! Tra l'altro domenica ero al campionato italiano di ciclismo all'arrivo a Cittadella e ho visto Alan Marangoni e gli ho detto: Alan, farò qualcosa simile a te, e per cui ha già capito e mi ha dato anche lui l'in bocca al lupo. La strada inizia a tirare ragazzi, saranno 7 km con una pendenza iniziale del 3-4%, tutta Teolo, e poi ne vedrete delle belle. Importantissimo mangiare, bere, e bere è fondamentale perché la giornata è molto calda, guardate. 31 gradi, è fondamentale reidratare i liquidi persi. Ho dei gel, ho una barretta gelé di rapida assimilazione perché la digestione deve avvenire velocemente, quindi non c'è il tempo di masticare, la digestione è lunga e completa, ma il gel è appunto studiato per lo sportivo perché entra subito in circolazione, quindi sprint. Salita incominciata da un pezzettino, davanti a me ho 2 ciclisti, devo ricordarmi che non è una gara ma devo arrivare in cima, non a Teolo ma al... quindi devo rimanere concentrato e capire che l'arrivo è ancora un po' distante da me, però non si molla mai. Iscrivetevi al canale, quindi lasciate un bel mi piace. L'iscrizione al canale è fondamentale, se non vi iscrivi è sottosi, non so quando che vi iscrivi, cosa vai a fare? Fa finta, io so di riportarvi, dai. Manubrio bello largo, inizio già a sentire quadricipite che tira, non è un bel segnale adesso che ho iniziato la salita da poco. Questo è un tratto dove la pendenza è aumentata rispetto a prima, però noi non molliamo. Ho le scarpe senza aggancio, scarpe normali da jogging, e forse mi serviranno dopo in discesa, vedrete perché. Guardate il video fino alla fine, mi raccomando. Ecco la Esdo Senna a Interlagos Circuit du Brasil, colui che indossava questa maglietta nel 1998 quando ero ancora un bimbo piccolissimo, faceva queste curve qua in salita appoggiando il gomito e appoggiando il ginocchio per terra alla Valentino Rossi in salita ragazzi. Alpe d'Huez 1997, vi dico solo questo. Il nome Teolo probabilmente deriva dal latino titulus, ovvero confine. Appare nell'iscrizione di un cippo confinario risalente al 141 a.C. che segnava il confine appunto tra l'Agro Patavino e l'Agro Attestino, i territori delle attuali Padova ed Este. Il comune di Teolo è ricco di storia, cultura e bellezze naturali ineguagliabili. È un anfiteatro naturale, esteso dalle pendici del Monte Grande e del Monte della Madonna, sino al Monte Venda. Manufatti di selce furono ritrovati a Castelnuovo, vicino a Teolo, e sul Monte della Madonna, che provano la presenza dell'uomo in questi luoghi sin dal Paleolitico. La difendibilità del luogo e la ricchezza delle risorse naturali favorirono gli insediamenti umani, caratteristiche che anche in epoca romana furono determinanti per l'attrattività e l'importanza residenziale di Teolo. Siamo a un terzo della salita, sento le gambe un po' indolenzirsi, rimango concentrato, focus sull'obiettivo, così si lavora. Ecco quel punto che vedete lì in avanti, quella curva, la pendenza è quasi intorno all'1%, e in questo tratto sto sentendo già le gambe stanno rifiatando, le pedalate per minuto stanno anche aumentando, sento un po' l'agilità. Ecco, adesso nuovamente, non so se voi dal video lo riuscite a vedere, ma la pendenza sta aumentando leggermente. Quello che ho capito è di non alzarmi sui pedali perché forse ho problemi con la catena e slittamento della ruota posteriore, e mi sa che devo rimanere seduto. Ma adesso non è il problema rimanere seduto a Teolo, il problema è rimanere seduto dopo vedrete un altro video, quindi iscrivetevi al canale così io vedi. Dai, fasi bravi.
Durante il Basso Medioevo, Teolo diventa un centro amministrativo e politico fondamentale, prima come sede della podesteria durante il XII secolo per conto del comune di Padova e di seguito come capoluogo della vicaria carrarese, che aveva la mansione di amministrare tutti i villaggi dell'area settentrionale dei Colli Euganei. Nel 300 il dominio padovano veniva affermato dai signori da Carrara. Curva ancora, verso destra e poi si vedranno dei cartelli dei Colli Euganei. Simbolo dei presidi militari inespugnabili diventa il castello di Rocca Pendice. In precedenza feudo vescovile, pensate che nemmeno il più temibile avversario dei carraresi, Can Grande della Scala, era stato in grado di conquistarlo nella guerra con Padova. Le più importanti esperienze religiose maturano parallelamente nell'epoca più sanguinosa della storia dell'area euganea e di Teolo, contrassegnata dalle violente lotte tra Guelfi e Ghibellini. Avviene la costruzione di eremi e monasteri e si manifesta la potente attrazione spirituale che i Colli Euganei esercitano sulla società padovana del tempo. Ho appena passato il cartello di Teolo, benvenuti a Teolo, e sto sudando abbastanza, si sta salendo sempre di più, ma non molliamo. Spero che la ruota dietro tenga. Ok, Teolo è quasi fatta, ultime due curve e poi abbiamo scollinato. Lascia un commentino se avresti fatto anche tu questa impresa. Ecco l'ultima rampa e poi saremo arrivati a Teolo. In cima siamo nel cuore dei Colli Euganei, la salita della domenica come è chiamata tra i ciclisti. Ecco le ultime rampe, ricordo non mi posso alzare sui pedali, però ci siamo. Ci siamo, Teolo fatta. Teolo in Graziella fatta. Ragazzi, Teolo in Graziella fatta. Io direi mettete un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale se il video vi è piaciuto, condividete il video con qualche amico o amica. Ma non finisce qua, per quello vi dico iscrivetevi al canale, perché la strada lì continua. E ci sarà tanta carne al fuoco. Ma la vedete quella insegna lì? Ecco, io che andiamo.